Gentili tutti, buonasera e benvenuti a Sing Over 10 Years, evento davvero speciale, fortemente voluto, caparbiamente organizzato ed energicamente messo in scena dal coro giovanile Sing Over Sound per festeggiare il loro primo decennale. Io sono Sabrina Carraro e sono qui anche, ma non solo, nelle vesti di presidente dell'Associazione per Ben Cantare, di cui il coro è parte integrante. Prima di procedere ho una richiesta a ognuno di voi. Controllate di aver silenziato, spento o lasciato anche a casa i vostri cellulari. Inizio ringraziandovi per la presenza numerosa e chiedo all'assessore alle politiche scolastiche e ai servizi sociali del Comune di Vittorio Veneto, dottoressa Antonella Caldart, di salire sul palco, venire vicino a me, per portare il saluto dell'amministrazione e suo personale. Ecco l'assessore. Grazie Sabrina. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, è un piacere portare il saluto dell'amministrazione comunale. Io, come ha detto Sabrina, in questa città mi occupo di giovani e di scuola. Quindi ciò che io associo al coro è l'immagine di una società ideale, perché il coro è l'insieme di tante voci che però suonano, di tante voci diverse, ognuna con le proprie caratteristiche, che riescono a suonare e poi a risuonare in un modo armonioso. E questo senza dubbio sarebbe una caratteristica ideale per la nostra comunità. Così come il coro ha poi bisogno di un maestro che è capace, da bravo magister proprio, di valorizzare la voce di ciascuno. Anche questa è una caratteristica fuori metafora che ci servirebbe a crescere meglio. E poi c'è il pubblico che è capace di ascoltare, non sentire, ma di ascoltare in silenzio. Ascoltare oggi, riconoscere la differenza degli altri, eviterebbe tanti problemi. 2 mattine fa su questo palco, in quell'angolino lì, sedevano 2 persone davvero diverse. Una è Agnese Moro, la figlia di Aldo Moro, e a fianco a lei sedeva uno dei brigatisti che aveva contribuito al sequestro e poi all'uccisione del padre di Agnese, Franco Bonisoli. Ebbene, loro stanno girando il nostro paese per parlare con i giovani e parlare di come il loro conflitto, evidente, umano prima di tutto, si sia potuto trasformare in amicizia. Ed una ragazza che sedeva qui davanti al palco ha chiesto ad Agnese com'è possibile che lei, o in che momento lei ha smesso di provare rancore per l'uomo che le siede accanto. E lei ha risposto: nel momento in cui l'ho incontrato e l'ho ascoltato. La forza dell'ascolto può oggi davvero fare la differenza. Quindi credo che noi tutti questa sera dobbiamo ringraziare i maestri che in questi anni hanno accompagnato il coro e i maestri in generale, mi pare che questa sera in sala ce ne siano moltissimi, che hanno questa forza di educare i ragazzi non solo a cantare bene, ma anche a crescere, danno loro veramente le fondamenta per diventare cittadini degni di questo nome. E con loro io voglio ringraziare anche le famiglie di questi ragazzi, perché non è scontato oggi assecondare gli amori, le passioni dei giovani ed accompagnarli nelle loro passioni. Quindi un plauso va anche ai genitori. A questo punto buona serata a tutti e noi ci apprestiamo ad ascoltarvi con grande attenzione. Grazie a tutti. Grazie. Porto i saluti del presidente dottor Flavio Salvador, presidente dell'associazione Noi per Noi e vicepresidente di Banca Prealpi San Biagio, che ha sostenuto questo evento ma che purtroppo per motivi di salute non è potuto essere con noi.
Ribadisco un concetto che l'assessore Caldarta ha appena detto, e cioè che io sono profondamente convinta dell'alto valore del coro, quale occasione di convivenza e strumento di crescita sociale e culturale. E per questo sono veramente contenta di essere qui questa sera per onorare questo coro giovanile. I Sing Over Sound nascono nel 2013 all'interno di quella che ora è la scuola di musica Ennio Morricone. Nascono grazie alla felice idea del maestro Giorgio Susana. Poco prima del Covid il maestro Susana decise di passare il testimone, scegliendo bene in quali mani metterlo, e lo mise nelle mani di un talentuoso e capace musicista che avrebbe saputo raccogliere, conservare e far crescere il tesoro ricevuto, e cioè il maestro Marco Simeoni. Nella seconda metà dello scorso 2022, l'Associazione per Ben Cantare, che nel nome esplicita le sue finalità, accoglie con entusiasmo i Sing Over Sound, offrendo loro non solo un supporto formale e organizzativo, ma anche una sede, una casa da condividere con gli zii del coro Col di Lana. Insieme ai Sing Over Sound questa sera, ma come in altre tante occasioni, e dimostrando qual è veramente il valore dell'amicizia corale, il Patrick Choir, coro giovanile di Varago di Maserada sul Piave. Ma mentre parlavo avete controllato e avete spento i cellulari, vero? Sì, tutti, vero? Bene. No, perché se dopo suona qualcosa sono io che me le sento. E devo confessarvi una cosa. Io non posso raccontare la storia dei Sing, anche perché non saprei, ad esempio, dare una risposta a una domanda che da tanto tempo ho in testa. E la domanda è: ma da dove viene il nome Sing Over Sound? Beh, io propongo di farcelo spiegare da loro. Una ragazza, Deborah, ha pensato di dare un nome inglese. Mi è balenata l'idea, perché non Sing Over Sound? Cantare non significa solo emettere dei suoni, emettere delle note, ma significa anche andare oltre questo suono, e quindi Sing Over Sound, cantare oltre al suono.
buongiorno a tutti, buongiorno anche a voi, anzi buonasera, però quell'epoca era giorno, no? Appena arrivati in questo gruppo, anzi no, scusi, questo coro, è un coro questo, no? Un coro che si chiama Bellissimo. Bellissimo non è un nome appropriato di coro, un po' autoreferenziale. Il coro bellissimo, intonatissimo, andiamo ok? Allora ragazzi, ci pensiamo con calma a questo nome del coro. Però intanto facciamo così, intanto ben arrivati di nuovo, dividiamoci in settori corali. Ok, quindi nelle sezioni di un coro, soprani, contralti, tenori bassi, dai, forza ragazzi! Sezioni corali, soprani, avete ragione, non avevo sottocalcolato questa cosa. Soprani sono, allora, soprani, se vi sentite un po' più acuti, come acuti vuol dire che andate in più alto, ok? Vi mettete da quella parte, grazie. Donne da questa parte, le ragazze che hanno una voce più acuta, cioè quelle che si chiamano, di là, grazie. Contralti qui in mezzo per favore. Tenori bassi, so che è difficile capire cosa siete perché questi non sempre dopo, ma facciamo che vi mettete tutti insieme, dai, per adesso, dai, forza però ragazzi, veloci, il tempo passa. Oh, finalmente. Allora, questi, voi siete i maschietti, no? Sì. No, questi siete i contralti? Sì, pensate di essere i contralti, e voi siete i soprani. Poi una volta capiremo anche che cosa sono i soprani, i contralti, i tenori bassi. Adesso iniziamo subito con una canzone. Ho pensato per una canzone famosissima, ragazzi. È Barbara Ann. Si scrive Barbara Ann. E Barbara Ann di The Legends, che conoscete tutti. È una canzone famosissima. Allora, forse non è proprio una canzone bellissima, è una canzone bella, però fa così, ascoltate, qua non funziona neanche questo. Adesso funziona. No. Funziona? In silenzio. Funziona. Fa così. Mai sentita? No. Vedi che alla fine non era proprio così difficile. Allora i contratti hanno una bellissima parte, ascoltate. Ba 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 buran, ba 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 buran, ba ba ba. Sì, i contratti hanno le parti un po' così, dai, però avete scelto voi di andarci, no? Invece i soprani take my hand. Vabbè, così è, soprani. Oh, zitti, grazie per favore. Avete ba 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 perché sembra quella loro. Allora poi cambia ba 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 ba. Fatemela sentire il contratto per favore, dai, è facile, dai. 1, 2, 3 and 4. Ba 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 ba. Non abbiamo fatto neanche l'autotune, bravo maestro. Ascoltatevi bene, tutta dritta, è una più mononota, no? Provate, dai, 1, 2, 3 and 4. Facile, adesso vai, 1, 2, 3, 4. Eccetera, avanti un po' così, insomma adesso arrangiatevi un po', la proviamo, dai, vai, 1, 2 and 1, 2, 3 and 4.
Ah già, guardate che contenti questi ragazzi. E quanti? Davvero un bel gruppo, lo eravamo davvero. È vero, Stefano, ma se ti ricordi bene, all'inizio eravamo leggermente meno di così. Caspita, hai ragione. Sono passati ben 10 anni dalle nostre prime prove, dalle nostre prime note insieme. E il nostro primo concerto, te lo ricordi? È come se me lo ricordo. Sabato 1 giugno 2013, Museo del Cenedese a Serravalle, una location straordinaria per cominciare questa avventura. C'erano i nostri genitori, i nostri amici, conoscenti, gente curiosa. E il nostro maestro, Giorgio Susanna, che era a dirigerci. Vero, e insieme a lui ad accompagnarci Marco Simeoni al pianoforte e Lorenzo De Luca al sax. Che dici? Ti va di rivivere quel momento insieme? Credo che sia una splendida idea.
Quelli che avete ascoltato e quelli che ascolterete, cari amici, sono i brani che ci hanno portato dove siamo adesso, brani che hanno segnato i momenti più significativi della storia del nostro coro. Ma che a volte le chiama momenti non proprio positivi. Del resto è il potere della musica. Quello di far riviverci insieme tutti i momenti, belli e meno belli. Il prossimo brano, You Raise Me Up, tu mi porti in alto, mi sostieni, mi elevi, ci fa memoria di chi purtroppo non può essere qui questa sera sul palco o tra il pubblico. Lo vogliamo cantare con la convinzione che i legami di amicizia e di ricordi generati dalla musica non si potranno mai dissolvere. E lo dedichiamo in particolare a chiunque decida di donarsi all'altro, che sia attraverso l'amore, l'amicizia, uno sguardo o un piccolo gesto. Tutti possiamo essere di conforto per gli altri.
Deborah, ma hai visto quanta bella gente c'è stasera? E chissà quanta altra gente bella che ci segue da casa. A tal proposito, grazie ed un applauso per Federico Campo Dall'Orto e la tenda TV di Vittorio Veneto che sta trasmettendo in diretta il nostro concerto. Ma vi sono anche dei volti noti tra il pubblico. Guarda lì, guarda lì. Il maestro Mario Lanaro. Ma è incredibile, cosa ci fa qui? Lo abbiamo invitato noi. Già. Hai ragione. Del resto, come possiamo dimenticare la nostra primissima masterclass corale? E se non ricordo male, tra tutte le cose fatte quel giorno c'era un medley di brani tratti dal film d'animazione di Anastasia? Non ti sbagli, è proprio così. Un medley per 3 voci, solista e pianoforte, che in via del tutto inedita questa sera proporremo nella versione a 4 voci, solista e pianoforte. E non è tutto. Marco ci raccontava che questa versione doveva essere eseguita in prima assoluta qualche anno fa in conservatorio a Verona e diretta proprio dal maestro Lanaro e accompagnata al pianoforte dallo stesso Marco. E purtroppo quel concerto saltò. Sai cosa potremmo fare? Invitiamo sul palco il maestro Lanaro per dirigere Ricordando Anastasia con noi e Marco, così da recuperare quel concerto. Bella idea, e anche per ringraziarlo poi di quella bellissima masterclass. Mario Lanaro.
A noi giovani piace l'inglese e solitamente associamo al pop tutto ciò che è fuori dal nostro paese, fa anche rima, e spesso oltreoceano. Beh, ma ti ricordi quando ci hanno invitati alla festa degli anziani? Ah già, era il 2015 e questa nostra preferenza li ha messi, come dire, un po' in difficoltà. Cosa avevano detto quella volta? Sì, frase indietro del tipo: ma che lingua è sta qua, mo? Vai, parli che dici che mo sti qua? Me non capisse niente. E infatti, se ci riflettiamo, il pop lo abbiamo anche in Italia e non parlo di quello che va per la maggiore adesso, parlo di quello colto, della nostra bellissima musica leggera. Ma infatti nel corso dei nostri 10 anni di attività abbiamo alternato brani in lingua inglese a brani del cantautorato italiano, e la cosa più bella è che sono stati quasi sempre arrangiamenti dei nostri maestri. I prossimi 2 brani, infatti, sono stati elaborati da Giorgio Susana e sono Cucurucucù di Franco Battiato e Il cielo d'Irlanda di Massimo Bubola nella celebre versione interpretata da Fiorella Mannoia. Per quest'ultima, in particolare, ci avvaliamo del contributo alla chitarra acustica di Paolo Porin e alle percussioni di Giovanni Paglia e di un nostro storico bassista, Alessandro Moz. Ma Giorgio, vieni qui. Vieni. Raccontaci un po' di questi arrangiamenti, che siamo curiosi. Allora, io ho sempre pensato che per far cantare un gruppo di giovani come questo ci fosse bisogno del repertorio accattivante, quello che piace a loro, quello che li identifica, quello che tutti loro ascoltano. Poi ho imparato che non è esattamente così che funziona. Cantare insieme è bello e se fatto con impegno e qualità, se il direttore ha carisma, fa il suo lavoro con onestà, impegno, sei un vero maestro capace di educare, di educere, di tirar fuori, di unire, emozionare, esaltare, allora il repertorio passa in secondo piano. Allora l'idea iniziale di accontentarli nelle scelte repertoriali non è più così fondamentale. Ma all'inizio non era così, almeno nelle mie idee. E proprio parlando con i ragazzi sono venuti fuori dei titoli di canzoni che mai mi sarei aspettato di sentire da loro. Il cielo d'Irlanda nasce proprio così, frutto di una discussione e di un confronto. E ai miei Sing-Over Sound ho proposto l'arrangiamento che ora sentirete. Brillante, difficile, ma non troppo, con degli elementi didattici, a mio parere utili per la loro crescita corale. La valorizzazione di tutte le sezioni del coro, imitazioni, madrigalismi, virtuosismi, e poi Cucurucù, anche questo nato da un confronto però con altri ragazzi di un altro coro giovanile, l'attuale Melicus di Bassano di Cinzia Zanon. Anche in questo caso mai mi sarei aspettato un titolo di una canzone non attuale, non recente, non proprio da giovani ragazzi. E anche in Cucurucucù vi sono elementi tecnici, compositivi e musicali adatti per la crescita di un coro giovanile. Insomma, scrivere mi piace. Ma scrivere sapendo chi eseguirà, sapendo le sfide che come direttore affronterò con ciò che ho scritto, l'impegno diventa entusiasmante. Buon ascolto.
all'istituto magistrale, nell'ora di ginnastica o di religione, per carnevale suonavo sopra i carri in maschera, avevo già la luna rano del leone. Il mare nel cassetto, le 1000 bolle blu, quando sei andata via non esisto più. Il mondo è grigio, il mondo è blu, blu, blu. Cucuru, cucuru, paloma. Ai, 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 paloma. Cucuru, cucuru, paloma. Ai, 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 paloma. Mirava un'estate i profughi afghani che dal confine si spostarono nell'Iran, cantando viva le telle rosse americani, le sue stereotiche di sua pelle di luna, le penne stilografiche con l'inchiostro blu, la barba con rasoio elettrico non la faccio più. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Cucuru, cucuru, paloma. Ai, 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 cantava paloma. Cucuru, cucuru, paloma. Ai, 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 cantava. Vedi
E non può mancare allora un brano tipico del cantautorato italiano, elaborato dall'attuale direttore di Sing Over Sound, Marco Simeoni. È proprio lui. Pensate che è sempre stato un suo sogno quello di elaborare un brano per noi, che onore. E quel brano inizialmente doveva essere Grace Kelly di Mika, ma di quello ne parliamo dopo. Sì, il brano in questione è Il cammello al dromedario, composto e interpretato da Felice Chiusano, Giovanni Tata, detto Giacobetti, Lucia Mannucci, Virgilio Savona. Sì, meglio conosciuti come il... Ecco. Bravissimi, bravissimi. Il testo è un adattamento della filastrocca Il dromedario e il cammello di Gianni Rodari. Marco, ci racconti qualcosa di questo arrangiamento in maniera concisa? Breve, breve. E poi spegni il microfono. Buonasera. Allora, brevemente. Questa elaborazione nasce insieme a Grace Kelly, cioè nello stesso periodo in cui ho elaborato Grace Kelly, con la differenza che Grace Kelly, che sentirete dopo, ci ha messo 8 anni a venire fuori. Il cammello dromedario in 3 giorni. È venuta di botto, la prima stesura in 3 giorni era pronta e ha mantenuto la sua forma finale più o meno per sempre. Però, grazie ai consigli del maestro Mario Lanaro e del maestro Giorgio Susanna, ho poi potuto aggiungere e sistemare alcune parti. Per esempio, ho inserito all'inizio, in mezzo e alla fine la parte recitata proprio della filastrocca, quindi sentirete proprio alcuni coristi che reciteranno la filastrocca di Rodari prima di ogni strofa. Dopodiché a un certo punto, vista la parola lacrimevole sulla seconda strofa, lacrimevole, lacrimosa. Ho deciso di citare il Requiem di Mozart, proprio il lacrimosa. Sentirete nella seconda strofa i tenori e i bassi che diranno lacrimosa. E la stessa citazione la farò alla fine, perché c'è la morale, no? E la morale non poteva finire che con un amen, e sentirete un amen finale proprio solenne. E poi un'altra piccolezza, un madrigalismo un po' venuto a caso. Quando c'è la prima strofa, che è il dromedario che parla, ha una sola gobba, e la voce principale è quella dei contralti, una sola voce, una gobba. Sulla seconda strofa, il cammello che ne ha 2 voci a canone, proprio per, immaginare con la musica, per disegnare con la musica questa cosa di una e di 2 gobbe. Buon ascolto.
Così spesso ragiona al mondo tanta gente e trova sbagliato ciò che è solo differente. Così si riconferma che il cammello è bigobuto e il dromedario monogabba resterà, resterà, resterà. Monogabba resterà. Nel 1791 il conte Franz von Walsegg, a seguito della scomparsa dell'appena ventenne moglie, contessa Anna Edlen von Flamberg, commissiona in modo totalmente anonimo una messa da requiem al compositore più grandioso dell'epoca, Wolfgang Amadeus Mozart. L'intento era semplice: eseguirlo e farlo passare come un proprio lavoro. Mozart viveva a Vienna in quel periodo, insieme alla moglie, Constanze, e i suoi figli. La sua salute peggiorava continuamente, eppure in quell'anno compose opere straordinarie come il Flauto Magico e il meraviglioso concerto per clarinetto e orchestra KV 622. Mozart morì nella notte del 5 dicembre 1791, lasciando incompleta la messa del Requiem. L'opera venne conclusa, per volere della moglie, dall'allievo, paradossalmente meno capace di Mozart, Franz Xaver Sassmayer, grazie al quale possiamo godere di una versione storicamente accertata. Potremmo dedicare una serata intera alla storia, tra mito e leggenda del Requiem di Mozart, ma vorremmo piuttosto ricordare quella che fu l'esperienza nel cantare alcune parti di quest'opera e di altre di Mozart, di un evento svoltosi nel novembre del 2016 presso la Scuola di Musica di San Giuseppe di Vittorio Veneto, in collaborazione con l'Orchestra Forte. È stato un modo per metterci in gioco. Dovevamo cantare un repertorio insolito e particolarmente difficile, e persino recitare sul palco. Crediamo sia anche il momento giusto per ringraziare proprio la Scuola di Musica, nella figura di Suor Maddalena, per averci permesso di nascere e crescere per ben 9 anni e averci dato la possibilità di fare esperienze fantastiche. Eseguiremo quindi 2 brani tratti dall'ultima parte della sequenza del Requiem KV 626, Confutatis e Lacrimosa. Purtroppo non abbiamo l'orchestra questa sera, ma abbiamo 2 fantastici pianisti che ci accompagneranno nella versione a 4 mani di Carl Czerny. Invitiamo allora ad unirsi al fianco di Giorgio alla tastiera un caro amico del coro, il maestro Davide Daros. Oh,
Ma Deborah, siamo solo a metà serata e solo ora mi accorgo che tra il pubblico c'è anche il Fatta! Chi? Ma sì, il maestro Lorenzo Fatta Ambrini. Ah, ok. Beh, ti ricordi la masterclass sull'improvvisazione corale fatta con lui? Ma certo, incredibile che perfino il coro si possa improvvisare, no? Davvero, sembrava una cosa così difficile e invece... E invece ce l'abbiamo fatta! Hai preso la stessa malattia di Marco Simeoni? E se facessimo qualcosa ora, giusto per staccare un attimo e magari coinvolgere anche il pubblico? Grandioso. Inviterei allora tutti i coristi dietro le quinte a venire un po' sul palco, un po' giù, insomma. Ed io invito il maestro Lorenzo Fattambrini a unirsi a noi. È imbarazzante fare questa cosa dopo Mozart, ma comunque... Allora, io direi che cominciamo proprio col pubblico, perché 10 anni di coro, ma io non ho ancora sentito cantare tanti auguri. Io direi che è il caso di cantare tanti auguri. Ti do anche una nota così. Proviamola. Aspetta. Perché poi il problema è perché quello succede ogni volta che c'è poi un festeggiato, come incastriamo il nome? Tanti auguri. Tanti auguri, sing over sound. Dai, sing over sound. Proviamo. Tanti auguri, sing over sound. A questo punto avete capito come funziona? Io adesso lavoro con i ragazzi al momento opportuno. Partiamo. I secondi sono qua. Parole difficilissime. Tu 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 tu. Uguali tu, però adesso questa ultima. Teniamo sempre questa.
Ce l'abbiamo fatta. Adesso cosa diciamo? Niente? Il nostro lavoro qui è finito. Basta. Signore e signori, benvenuti alla sfida corale più grandiosa del secolo. I Sing Over Sound di Vittorio Veneto sfidano... i Sing Over Sound di Vittorio Veneto? Deborah, deve esserci un errore. Com'è che può essere che gareggiamo contro noi stessi? No, tranquilla, è tutto regolare, c'è anche scritto, non possiamo aver sbagliato così tanto, dai. In pratica questo non è un normale concorso dove ci sono più cori, ci siamo solo noi, ci sfidiamo solo noi e saranno i 2 prossimi brani in realtà a sfidarsi, cantati da noi. E lo faremo grazie all'applausometro. Sapete che cos'è l'applausometro? Beh, perfetto, allora il mio lavoro qui è finito davvero. Beh, tutto chiarissimo, Deborah. Quindi, da quello che vedo, i brani a contendersi la vittoria saranno Estate di Negramaro, nella versione per coro elaborata da Alessandro Cadario, e Rejuvenation di Tobin Stokes, col quale abbiamo per molto tempo chiuso i nostri concerti. Esatto. E 2 brani che abbiamo particolarmente curato in occasione dei 2 concorsi ai quali abbiamo partecipato. Te li ricordi? È vero, certo, il concorso corale internazionale di Verona nell'aprile 2018 e nello stesso anno il Festival della Coralità Veneta, proprio qui, a Vittorio Veneto. Proprio così. E allora ricordiamo al pubblico, come ad ogni concorso che si rispetti, di trattenere l'applauso fino alla fine dell'esecuzione di entrambi i brani. Tutto chiaro? Ci rivediamo alla fine di Rejuvenation per decretare il brano vincitore. sorretto da un'insensata voglia di equilibrio, e resto qui sul filo di un raso ad asciugar parole che ho non se mai dico. Tu senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria, quando mi guardi tu senti che tremo mentre canto, è il segno di un'onesta perché vorrei potesse non finire.
disegnar, capriole, chiamo, insaia mai farò. Non senti che tremomente canto, nascondo questa stupida allegria, quando mi guardi. Non senti che tremomente canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire. In bilico, tra santi che non pagano. Intanto tempo passa e passerà. Come sai tu, in bilico, e intanto Il tempo passa e tu passi. nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Senti che è il segno di un'estate che vorrei potesse non venire, vorrei potesse non venire, vorrei potesse non finire. Finire mai.
Vieni che decretiamo il vincitore, Stefano. Ups, bloccato nel traffico. Succede. Allora. Andiamo. Vediamo qual è la vostra preferenza. Votiamo ora per Estate dei Negro Amaro. E ora, invece, per Rejuvenation di Tobin Stokes, qual è l'applauso? Beh, Deborah, dubbi non ce ne sono. La vittoria va a... Rejuvenation di Tobin Stokes. Lo sapevamo che andava così. Sì. In bilico fra tutti i miei vorrei, non sento più quell'insensata voglia di equilibrio che mi lascia qui sul filo di un rasoio a disegnare capriole che a mezzoria mai farò. Mentre canto e nascondo questa stupida allegria, Non credo serva a ricordare il 2020, un anno che ha ridotto noi e molti altri cori a cantare, si fa per dire a distanza, o purtroppo a non cantare più. A settembre 2020 riprendemmo le prove, ma la pandemia aveva fatto effetto e il gruppo non era più lo stesso di prima. Inoltre, il nostro storico fondatore e direttore da ben 8 anni, Giorgio Susana, decide di affidare a qualcun altro la direzione dei Singover Sound. E fu così che in nostro soccorso mandò il nostro ex pianista Marco Simeoni, che nel mentre aveva conseguito il diploma in direzione corale presso il Conservatorio dall'Abaco di Verona e che con i coristi rimanenti portò il progetto Singover Sound fuori dalla pandemia. Prima le prove in presenza, poi di nuovo lockdown e prove online. Nel 2021 la ripresa effettiva e, nel Natale di quell'anno, il nostro primo concerto ad Isola Vicentina, ospiti del coro maschile Voci del Pasubio, diretto da Riccardo Lapo. A febbraio del 2022, il nostro primo matrimonio. Ma chi è sposato, scusa? Ma nessuno, Marco, cioè abbiamo cantato al matrimonio. In quell'occasione ad accompagnarci al pianoforte l'amico e direttore del coro Gli Sconcertati, Andrea Mazzer.
E per concludere l'anno accademico, nel giugno 2022 un'altra breve ma significativa esibizione presso la Scuola di Musica Ennio Morricone di Vittorio Veneto, durante la quale abbiamo eseguito in prima assoluta Il cammello e il dromedario che avete sentito prima, ma anche la famosa Grace Kelly, a cui avevamo già fatto riferimento, elaborazione del nostro nuovo direttore che tanto ce l'aveva promessa fin dagli esordi dei Sing-Over Sound. Marco, dici qualcosa su questa elaborazione? Breve. Ci ho messo 8 anni per realizzare questa elaborazione. Ogni volta ci provavo, abbandonavo l'idea dopo pochi minuti, non mi piaceva, volevo metterci il pianoforte, le percussioni, i solisti, insomma mi scoraggiavo, niente da fare. Del resto, più cose vuoi mettere, più diventa complesso, no? È tipico dei compositori alle prime armi, vogliono mettere tanto, tutto, no? E non funziona. Addirittura ho fatto una scommessa con Deborah. Se faccio l'arrangiamento, tu mi disegni un nuovo tatuaggio. Ok, disse Deborah. Niente, non veniva, non ci riuscivo. Un giorno, uscendo dal lavoro a Venezia, ho fatto 4 passi e l'intuizione. Lo faccio solo con 4 voci. Mi sono canticchiato la parte del basso e funzionava. Ho pensato di passare il tema da una voce all'altra e funzionava. E insomma, in pochi giorni avevo la prima stesura che sarebbe diventata praticamente definitiva nel giro di un mese. La struttura è esattamente quella del brano originale, parti recitate incluse. Il tutto impreziosito dai consigli del maestro Fattambrini, che lo hanno reso più corale. Un arrangiamento divertente che ho dedicato ai Sing-Over Sound e che mi dà tanta soddisfazione. Deborah, adesso però devi mantenere la promessa. The last time we talked to Mrs. Smith, you were just into tears. I promise you, it won't happen again. Every voice away, my breezy smile. I'm not too dirty, I'm not too flirty, do I like what you like? I could be lonesome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me, why don't you like me, without making me try? Did you be like Grace Kelly? But it looks what you said. So I try a little pretty. I really am teething, I could be violet sky. I could be purple, I could be purple, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be green, gotta be everything more. Why don't you like me, why don't you like me, why don't you walk out the door? Getting angry doesn't solve anything. How can I help you, how can I help you, how can I help what you think? Hello my baby, putting my life on the brink. Why don't you like me, why don't you like me, why don't you Like yourself. Should have been over, should have been older, just to be put on your shelf. I should have been like Grace Kelly. But I look what you said. So I tried a little pretty. I'm the empty brown, I could be blue, I could be violet sky. I could be purple, I could be purple, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be green, gotta be everything more. Why don't you like me, why don't you like me, why don't you walk out that door? Say what you want to satisfy yourself. But you only want what everybody else says you should want. Everything more. Why don't you like me? Why don't you like me? Why don't you walk out the door? I could be brown, I could be blue, I could be violet sky. I could be purple, I could be purple, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be green, gotta be everything more. Why don't you like me? Why don't you like me? Walk out the door. Gotta be everything out the door. Humphrey, we're leaving. Catchy!
A maggio del 2022 il nostro direttore ci propone di diventare un coro laboratorio per una masterclass di direzione corale dell'Accademia di direzione corale, per l'appunto, Pier Giorgio Righele, organizzato da ASAC Veneto. Quasi tutti brani nuovi di zecca e contemporanei. Abbiamo accettato la sfida. Mesi di duro lavoro, momenti di incertezza. Ce l'avremmo fatta? Beh, in occasioni come queste sappiamo che l'unione fa la forza e quindi abbiamo unito le forze con il Petri Choir di Varago di Macerata sul Piave, diretti da Marco Fantin, un altro Marco, e insieme l'abbiamo spuntata. L'inverno del 2022 lo ricorderemo come il grande ritorno in scena. Diversi concerti assieme, masterclass con i maestri Francesco Grigolo e Manolo Darold. Il sostegno e la condivisione dell'associazione Le Sorgenti di Varago, rappresentata dal suo presidente Stefano Pozzobon. E poi l'invito alle proprie rassegne da parte di Andrea Mazzer a Tezze e Paolo Stefan ad Anzano. E poi il tour de force fino al weekend del 15-16 aprile 2023, la famosa masterclass. Ce l'abbiamo fatta, fu un successo, abbiamo raggiunto l'obiettivo e ne siamo usciti più maturi e molto, ma molto stanchi. Di questa grande avventura vogliamo ringraziare Matteo Valbusa, coordinatore dell'Accademia Rigele, e Alessandro Raschi, presidente di ASAC Veneto, per la fiducia e per l'occasione concessa. Ma il più grande grazie va ai nostri amici di Varago, il Petri Choir, che invitiamo ad unirsi a noi. E a dirigerci in questo brano tipico del periodo dell'Avvento, che ormai è vicino, invitiamo sul palco il maestro Francesco Grigolo in ricordo della bellissima masterclass sulla vocalità tenutasi a Varago a dicembre 2022.
Tra tutti i brani che abbiamo eseguito in occasione dell'Accademia Rigele, uno in particolare merita attenzione, il Laudate Dominum di Ivo Antognini, compositore italo-svizzero vivente. Dovete sapere che questo era il brano che ci piaceva meno di tutti all'inizio. Eppure sarà che il maestro Darold è riuscito a fare la magia e farcelo apprezzare. Ma sarà che, se escludiamo la premiere ad Assisi nel 2017, siamo la prima e unica formazione italiana amatoriale ad averlo eseguito. Sarà che arrivare a cantare un cluster a 9 voci fa figo. Insomma, per tutti noi qui sul palco è un vero piacere proporlo anche stasera per il nostro decennale. Laudate Dominum. Laudate Dominum,
Faccio fare la maratona questa sera. Cardio, ammazza i muscoli. Cari amici, siamo giunti alla parte finale di questo racconto che abbiamo voluto condividere con voi questa sera. Ma come, di già? Esatto, Alessio, ma del resto non possiamo nemmeno tenere qui il pubblico fino a domani mattina. Hai ragione. Beh, vogliamo allora parlare del primo brano di musica sacra che il buon Giorgio Susana ci ha insegnato? Caspita, il Festival Sanctus, tratto dalla missa festiva di John Levitt. Quando lo cantiamo a volte mi dimentico che il testo è sacro. Ma è perché la musica frega un pochino, tutta ritmata, sincopata. E lo eseguimmo la prima volta nel dicembre del 2014 a Salsa, in quel bel concerto con i 4 cori, tutti disposti intorno alla chiesa. Che memoria. Io mi ricordo anche che in quella occasione festeggiammo il fatto che Giorgio divenne padre. Che ricordi. Ne avremo ancora tante da raccontare, ma per ora basta che sappiate che questo brano, uno dei primi studiati, è tornato alla ribalta nel nostro repertorio proprio grazie alla masterclass dell'Accademia Rigele. È che Marco vuole farci imparare tutta la missa festiva. Ah beh, buona fortuna Marco. Ricomponiti. Sì. Dove che siamo?
Deborah, siamo all'ultimo brano. Lo so Alessio, io l'ho letto mentre ti aspettavo. Dobbiamo farci forza e salutare questo meraviglioso pubblico che è stato presente qui questa sera, nonché tutti coloro che ci hanno seguito da casa grazie alla Tenda TV. Il prossimo è un brano speciale, con il quale abbiamo concluso alcuni dei nostri ultimi concerti. Un brano di Lucio Battisti, elaborato per coro misto a cappella da Giorgio Susana. Alessio, facciamo una presentazione ad effetto sfruttando il titolo del brano? Assolutamente d'accordo. Bene, comincia tu. Noi vorremmo continuare a cantare per sempre. Non vorremmo che il nostro progetto musicale finisca. Ma se volete, potete seguirci e sostenerci per il nostro futuro. E chi lo sa, forse per almeno altri 10 anni. E più? Va bene. Grazie a tutti, arrivederci e a presto.
Vogliamo ringraziare tutti voi per la vostra presenza questa sera. Per noi è stato davvero molto significativo. E un grazie anche agli ospiti e ai musicisti che ci hanno supportato in questo meraviglioso percorso. Oltre a ringraziarli ancora per la loro presenza e sostegno, vogliamo donare anche un piccolo ma sicuramente apprezzato presente. Cominciamo allora da chi è già sul palco con noi. Alessandro Moz, Lorenzo De Luca e Davide Daros, i nostri musicisti. Spariti. A cui chiediamo di presentarsi in mezzo al palco di nuovo. I prossimi 2 presenti li consegneremo non questa sera perché purtroppo non sono presenti qui in sala per colpa dei raffreddori, dei mali di stagione, e sono Carlo Antiga, che ringraziamo, presidente di Banca Prealpi, e Flavio Salvador, presidente dell'associazione Noi per Noi. Sono stati costanti sostenitrici delle attività culturali del nostro territorio e hanno creduto nella nostra proposta e hanno sostenuto anche economicamente l'iniziativa sin dalla sua ideazione. Chi invece è qui con noi stasera è l'assessora Caldart, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, del sindaco Antonio Miatto e dell'assessora Antonella Uliana, e li vogliamo ringraziare per il sostegno economico e l'enorme fiducia che ha riposto nella nostra realtà corale. Grazie. Ringraziamo anche il presidente dell'ASAC Veneto, Alessandro Raschi, per le iniziative formative e culturali che l'associazione mette a disposizione dei cori della nostra regione. Invitiamo ora a raggiungerci Michele Paludetti, presidente del Coro Col di Lana, al quale dobbiamo l'utilizzo della nostra bellissima sede e per la collaborazione nella realizzazione di questo evento. Buonasera a tutti, avrei un piccolo presente per il maestro Marco Simeoni Marco e per Simeoni, voi. Vabbè, lo prendo io Marco. Ok? E tanti auguri. Grazie, bravi. E invitiamo Stefano Pozzobon, presidente dell'associazione Le Sorgenti di Varago di Maserata sul Piave, e in particolare il Petri Choir per aver condiviso con noi l'ultimo anno di straordinaria musica. Grazie. Volevo chiamare anche qui Marco Fantin, che è il maestro del Petri Choir, condividere insieme con lui questo vostro omaggio graditissimo. Grazie.
Buonasera a tutti. Apprezzo molto la vostra presenza, perché è sempre un piacere cantare con un grande pubblico. Chiamo qua il mio amichetto Davide, che ci porta un piccolo pensiero per il Sing Over Sound, visto che ci hanno comunque ospitati in diverse occasioni e ci hanno comunque aiutato anche a proporre concerti in diversi luoghi. Volevamo appunto, abbiamo pensato di fare una gigantografia nostra, no, in realtà è una foto che abbiamo fatto a giugno o fine maggio, non mi ricordo adesso. Comunque eravamo al teatro a Conegliano, abbiamo fatto l'ultimo concerto conclusivo con i brani che riguardavano principalmente la masterclass. Quindi diciamo era un po' per ricordare questo ultimo evento che chiude, non completamente, ma comunque chiude almeno una parentesi in un anno che è stato molto molto importante e anche pieno di varie vicende, sia che positive che negative, ma almeno il risultato finale è sempre positivo. Quindi Marco Simeoni o qualcuno che venga a prendere questo bellissimo pensiero che... Grazie di tutto, buona serata. Vorremmo che venissero qui sul palco ora gli amici con i quali abbiamo condiviso e speriamo di condividere ancora molti concerti. Cominciamo da Paolo Stefan, direttore del Coranzano. Andrea Mazzer, direttore degli Sconcertati. Riccardo Lapo, direttore del coro Voci del Pasuvio. Ed infine i tre splendidi maestri che ci hanno diretti questa sera. Lorenzo Fattamrini, per averci fatto improvvisare coralmente. Francesco Grigolo, formidabile vocal coach. E Mario Lanaro, instancabile divulgatore del far coro.
Ringraziamo inoltre le maschere che vi hanno accolti in sala: Giacomo Braido, Marco Borsoi, Gregory Sec, Maurizio Casetta e Maria Cristina Maranzioli. Marziolini. Ci spiace. Non di meno ringraziamo Stefano Fava e Alessandro Moz per aver gestito la parte audio-video e Anna Casagrande per tutte le foto che ci ha fatto durante la serata. Il seminario vescovile, nella persona di Don Paolo Astolfo, Monica Camerin e il tecnico Alessandro, per averci concesso l'utilizzo di questa bellissima aula magna. Un grazie alla Tenda TV, nella persona di Federico Campodall'Orto, per aver permesso di avere la diretta di questo nostro concerto. Grazie. E a tutti i nostri sponsor, la pasticceria torinese, M&M Music Service, Leiform, lo studio Albertina Company e la cioccolateria di Serravalle. Ringraziamo inoltre Giampaolo De Luca, vicepresidente di Banca Prealpi, e Matteo Coppo di Spirito Nuovo. Ringraziamo tutti i ragazzi del coro che hanno contribuito attivamente alla realizzazione del concerto, in particolare Alice Darcier, Cristina Facchin, Agata Brescacin, Giacomo Braido, Alessio Borsoi. Vorremmo inoltre dedicare un ringraziamento speciale a Deborah Casagrande per l'impegno che ogni giorno dedica alla nostra realtà corale. Presentatrice fin dagli esordi, incaricata di creare i nostri contenuti online e per ogni nostro evento, come le bellissime locandine che avete in mano. Ed inoltre membro attivo e fondamentale del nostro direttivo. Insomma, una presenza preziosa che costituisce una delle colonne portanti dei Sing-Over Sound. Grazie Deborah. E anche un sentito ringraziamento a chi questa sera non è potuto essere presenti: i maestri Manolo Darold, Matteo Balbusa, la congregazione delle suore figlie di San Giuseppe Caburlotto, nella persona di Suor Maddalena, Michele Borsoi, direttore artistico della scuola di musica Ennio Morricone di Vittorio Veneto, e Camilla Rizzardi, docente di teatro nella medesima scuola. Un grazie molto particolare a tutti gli ex coristi presenti con noi sul palco e quelli presenti in sala. Un affettuoso saluto lo mandiamo anche al nostro amico Lorenzo D'Alozzo, che essendo diventato papà da poco non è potuto essere con noi. Un sentito ringraziamento a tutti voi che siete qui presenti, senza i quali tutto questo non avrebbe senso. Infine, doveroso e sentito, il ringraziamento verso l'Associazione per Ben Cantare, che dall'anno scorso ci ha accolto e sostenuto incessantemente. Grazie quindi ai membri del direttivo Mino Ricchiuti e Maurizio Casetta. Ma qui sul palco noi vogliamo la presidente e amica, nonché nostra fan numero 1, Sabrina Carraro. Grazie. Guarda che c'è qualcosa anche per te. Arriva, arriva. Ok, appoggio un attimo. È davvero difficile parlare dopo tutto questo,
Perciò mi limito a ringraziare davvero ogni persona che è salita su questo palco per quanto ha fatto, per quanto ha detto e per quanto ha dato. Mi rivolgo a voi, gentile pubblico. Se ne avete la possibilità, siate generosi e lasciate un contributo per sostenere il coro giovanile Sing Over Sound, realtà unica per il suo genere nel nostro territorio. Ora, se non sbaglio, dovrei chiamare qualcuno, vero? Se vuoi. Sì, Deborah, vieni qua. Ecco. Ti do supporto morale. Sì, supporto morale, è vero? Prego, prego. Chiamiamo Marco e Giorgio, così magari si svegliano e arrivano. Giorgio, vieni qua al mio fianco, per favore. Alt. Prima di iniziare, però, abbiamo qualcosa anche per voi. Plot twist. Grazie. Tutto vostro adesso. Io mi concedo da voi, appunto lasciando la parola a Marco Simeoni e a Giorgio Susano. Okay. Deborah, torni qua un attimo, un secondo. Qua. Io ho i tacchi. Oh. Prego. No, dai. No. Dov'è? È sparito. Almeno anche per lei, esatto. Allora, normalmente io non leggo mai, ma questa cosa l'ho voluta fare. Vi chiedo ancora un po' di pazienza. Grazie, intanto siete stati un pubblico meraviglioso e paziente. Spero veramente vi sia piaciuto questo spettacolo che abbiamo preparato per questi mesi. È tutta questa? Ma dai, no, taglio. Questa cosa è una cosa che ci tengo molto. Allora, cari Sing Over Sound, questa sera sono stati pronunciati un sacco di grazie e io non posso che unirmi a tutti quei grazie, però ne mancano alcuni e che voglio fare ora davanti a tutti. Innanzitutto ringrazio Giorgio per la fiducia che mi ha concesso lasciando a me la direzione artistica del coro. Ricordo bene quel pomeriggio d'estate a casa sua. Ti va di prendere in mano i Sing Over Sound? Guarda Giorgio, in realtà io mi starei prendendo una pausa dai cori. Era un brutto periodo e volevo prendermi una pausa. Beh, il resto lo conosciamo, no? Non so proprio dire di no, a nulla. Un grazie non scontato, che è stato citato prima anche, è alle famiglie di questi ragazzi. Famiglie che per anni li hanno portati a prove, seguiti ai concerti, supportati nella loro scelta di cantare in un coro, insomma un supporto non scontato e che so bene che a volte magari vi è anche costato un po' di fatica e quindi doppiamente grazie. C'è uno stereotipo un po' brutale che quasi demonizza il coro, riducendolo, e notate il gioco di parole, lo demonizza come un'attività da chiesa, da sfigati. Qualcuno potrebbe dirmi che dipende dal repertorio. Non credo proprio, non è una questione di repertorio. Chi si nasconde dietro questa motivazione forse non ha capito nulla del senso del far coro. Come mi hanno insegnato i miei maestri, alcuni qui presenti, far coro significa far parte di una piccola società ideale, dove tutti contribuiscono ad un bene comune per se stessi e per gli altri, dove tutti hanno un ruolo ben preciso e sono tenuti a dare il massimo con la loro presenza e con la loro personalità. Ecco, l'insieme di queste personalità crea una realtà unica e inconfondibile. Ora, non me ne vogliano gli ex coristi qui sul palco, ai quali va il mio più grande ringraziamento per la loro presenza e partecipazione attiva, ma vorrei che qui davanti venissero Agata Briscacin, Giulia Spinato, Martina Rivaben, Gloria Armellin, Cristina Facchin, Deborah Casagrande, Alice Darcier, Angelica Ballarin, Gloria Sulenti, che è appunto una new entry, Giovanni Segat, Giacomo Braido, Mirko Canzian, Simone Saccon, Alessio Borsoi e Giovanni Paglia. So che c'è anche Chiara qui, c'è anche Chiara, una nostra ex corista, e a voi il mio più grande grazie dal profondo del cuore. Quello che abbiamo vissuto assieme, in particolare l'ultimo anno, è stato fantastico, una valangata di emozioni, stress, risate, arrabbiature, sfoghi, sorrisi, pianti. Sapete ragazzi, dire grazie è facile, però è un po' più difficile invece
chiedere scusa. Chiedere scusa se spesso sono stato un direttore antipatico e rompiscatole. Chiedere scusa se spesso ho preteso troppo senza farmi alcuno scrupolo. Ai ragazzi del direttivo, Deborah, segretaria, grafica, tesoriera, altro? Giacomo, presidente e ottimo mediatore. Cristina, Alessio e Agata anche, certo, consiglieri precisi e sinceri. Il mio grazie più grande in assoluto, ma anche le mie scuse più grandi. Del resto, avermi come direttore artistico, e Stefano Pozzobon lo sa molto bene, è un'impresa da leoni. Quante volte avete dovuto tenermi a freno, quante volte abbiamo avuto visioni divergenti, quante volte avete sopportato i miei sfoghi e le mie frustrazioni. Quante volte, da tutti voi che siete un po' più giovani di me, ho imparato come essere più paziente, più sereno, più maturo. Quante cose non avrei fatto se quella volta non avessi detto di sì a Giorgio. Non avrei scritto i 2 arrangiamenti che abbiamo cantato anche questa sera, non mi sarei commosso ascoltando Oculis de Valley Now, il brano che ho scritto per il mio diploma. Non avremmo stretto amicizia fuori e dentro il coro con il Patrick Choir. E forse, chi lo sa, non saremo nemmeno qui questa sera. Si tratta di questo, cari ragazzi, di quella società ideale che ho citato prima, dove tutti contribuiscono e tutti ci guadagnano. È quello a dare senso a tutte le scelte fatte finora, quel senso di appartenenza a qualcosa di bello, di unico. Il nostro obiettivo è fare arte e farla bene. E non è facile, e bisogna sbattersi un sacco. La sapete una cosa? Nella speranza che entri qualche altro corista, e chissà, magari qualche ex anche decida di ritornare, beh, io voglio di sbattermi almeno per altri 10 anni. Vi voglio tanto bene. Chiedo a Davide allora di mettersi al pianoforte e se lo volete facciamo un bel... No, io non ho sentito molto, scusate, 1, 2, 3. Bene, facciamo un brano molto particolare di Rossini, Il Carnevale di Venezia, con tanto di scenetta. Grazie ancora a tutti, buonanotte. Siate
Thank you.